Scende il tasso di disoccupazione in Veneto 6,6% nel secondo trimestre del 2015, il secondo più basso d'Italia. Notizie positive dal mondo del lavoro. Nel Veneto il tasso di disoccupazione è sceso ancora nell'ultimo trimestre. Si ferma al 6,6%, ovvero quasi la metà rispetto al dato italiano. Questo dicono i resoconti Istat rielaborati dalla Regione. Meglio del Veneto soltanto il Trentino Alto Adige. Servizio di Maria Teresa Laudando. Meno disoccupati che nel resto d'Italia. Il Veneto sembra essere la regione in cui si lavora di più, secondo i dati diffusi dal sistema statistico regionale. La percentuale di chi cerca lavoro senza trovarlo nel secondo trimestre 2015 è del 6,6%, contro il 7,2% del primo trimestre e soprattutto contro la media nazionale dell'11,9%, secondo i dati Istat, mentre il tasso di occupazione, a riprova del dato, è salito dal 62,9% al 64,1%, mentre la media nazionale è del 56,3%. A conti fatti, il Veneto è la regione a statuto ordinario con il più basso tasso di disoccupazione. Anche qui però sono ancora 145.000 coloro che cercano lavoro invano, buona parte dei quali provenienti da paesi stranieri. Il merito è tutto delle capacità di reazione e di iniziativa degli imprenditori veneti, ha commentato a caldo i dati il presidente della regione Luca Zaia, lamentando però la mancanza di sostegno da parte del governo, soprattutto rispetto al credito bancario, alla defiscalizzazione e alla semplificazione della burocrazia. Sicuramente gli imprenditori veneti più di altri hanno dimostrato di avere fiducia nel Jobs Act e hanno approfittato dello sgravio contributivo di 3 anni concesso dalla legge di stabilità a chi assume lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, sono sempre dati della regione, stanno aprendo molto le porte al commercio dei prodotti all'estero, rivolgendosi a paesi dove la domanda interna è più forte della nostra, ancora molto bassa, nonostante i lievi segnali di ripresa.